Buongiorno, buongiorno, bentrovati in diretta, ore 13 dopo il telegiornale, come sempre ogni giorno, ed è mercoledì, quindi oggi ci vengono a trovare i nostri amici della CGIL. Come sempre lo vedete, potete intervenire in diretta 0422 162 6798 anche sulla pagina Facebook di Antenna 3. Questo è il titolo di oggi: tasse e pensioni, i nuovi provvedimenti del governo. Ci addentreremo un po' sui primi passi di questo nuovo governo giallorosso, le prospettive insomma, e anche le richieste soprattutto del sindacato, in particolare del sindacato dei pensionati. Allora quest'oggi abbiamo con noi Paolino Barbiero, che torna a trovarci, buongiorno. Buongiorno. Segretario provinciale dello SPI CGIL, il sindacato pensionati, e poi con lui Anna Rita Contessotto, buongiorno. Buongiorno. Ufficio studi dello SPI CGIL di Treviso, e Silvia Bresolin, buongiorno. Direttore patronato Inca CGIL. Eccoci qua. Allora, prima di iniziare, di addentrarci nel tema, approfitto di Paolino Barbiero per due cose. La prima, che c'entra poco con il tema di oggi, ma mi preme fare un piccolo accenno, una piccola finestra, anche perché se ne sta parlando anche nella Marca Trevigiana, ma non solo. Ieri c'è stata anche un'assemblea a Treviso sulla questione dei canoni ATER. Avete deciso una manifestazione, mi pare di capire. Sì, intanto partiamo da un dato di fatto. La legge che la Regione Veneto ha fatto sulla modifica delle quote da pagare delle persone che stanno nelle case ATER è iniqua, ha degli errori nell'algoritmo. Ci sono persone che pagano di più di quello che sono in grado di sostenere in termini di reddito, e chiaramente ci sono anche persone che, avendo nel tempo accumulato più redditi, hanno l'opportunità di andare sul libero mercato e liberare queste case. I famosi furbetti che vuole cacciare la Regione. Regione. Io non li chiamerei furbetti, perché fino adesso sono stati dentro le regole. Abbiamo visto questa mattina che hanno beccato uno su una casa popolare, sì. Non è che non lo sapevano, quindi bisogna fare dei controlli, e i controlli in tempo reale, per evitare che appunto poi si faccia la discussione su chi è furbo o no. Regole e controlli, così si evitano le furbizie. Detto questo, ci sono aumenti non giustificati che colpiscono specialmente gli anziani e gli anziani soli. Noi abbiamo proposto 5 modifiche. Anche questa mattina leggo sui giornali che l'AEP di Castelfranco sta proponendo alcune variazioni che corrispondono alle nostre 5 richieste, quindi vediamo se è possibile conciliare anche tutte le varie proposte che sono emerse in questi giorni. E comunque la Regione entro l'11-12 di ottobre deve raccogliere queste proposte di modifica e portarle in giunta. Poi può darsi che tutto si risolva in commissione regolamento, quindi tempi brevi, ma se c'è da cambiare legge bisogna fare tutta la discussione in consiglio, quindi tempi lunghi. E i tempi lunghi ci preoccupano, perché poi ci sono persone, lo abbiamo visto ieri, che non sono in grado di pagare questi aumenti. Allora quindi, è per questo che voi... Quindi noi vogliamo accelerare per fare meglio quello che è stato fatto male. Ed è per questo che il 10 o l'11, adesso non è ancora decisa la data, faremo una manifestazione. Ma è una manifestazione... Dove la fate? A Treviso? A Venezia. A Venezia. Ma è una manifestazione a sostegno dei miglioramenti che abbiamo chiesto. Quindi non è contro, ma per, diciamo. È per, bravissimo. Ok, questo per quanto riguarda la questione ATER, quindi ci conferma, insomma, tra 10 e l'11 non è ancora definita la data, ci sarà questa nuova manifestazione proprio nei giorni che precederanno. Ma appena avremo la data faremo una conferenza stampa, quindi utilizzeremo i potenti mezzi di Antenna 3 per informare tutti. Certamente, poi vedremo poi se poi questi correttivi saranno giusti, insomma, perché può anche essere che poi si arriva a una soluzione, però lei dice il problema è i tempi, insomma, i tempi di questa riforma, di queste modifiche alla riforma. C'è una telefonata in diretta, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno. Io sono Lucchetta Paola. Sì. E chiamo da Treviso in via Feltrina, civico 93. Non occorre il civico, grazie. No, voglio specificare perché sì. Mi piace dare con esattezza chi sono. Va bene. Io abito nelle case ATER e sono una pensionata. Io e mio marito prendiamo 1.100 euro al mese e ci hanno mandato l'aumento da pagare, ma io non riesco a pagarlo. Non riesco perché ho altre spese da fare e a fine mese non riesco ad arrivare neanche a fine mese per fare la spesa, perché io non ho conti correnti in banca o in posta. Adesso mi domando e chiedo, ma è possibile
che queste persone non abbiano chiesto a noi come comportarci. Zaia dice andate all'Ater che vi sarà specificato, ma io sono andata 3-4 volte, l'unica cosa che ho trovato dietro agli sportelli uno che mi dice deve pagare, ma devo pagare cosa? Io guardi, mi troverò con le pezze al culo andando avanti così, ma vorrei avvisare anche Zaia, Conte, tutte quelle persone che si sono accordate con questa gente e dirgli ragazzi, quando sarà il momento delle votazioni che voi chiedete insistentemente, staremo a vedere come andrà a finire. E avrei 1000 altre cose da dirvi, ma ci vorrebbe un programma solo per me. Adesso comunque ci sarà anche queste modifiche, vedremo appunto che modifiche saranno dalla Regione che avrà recepito le richieste di modifiche da parte insomma anche da organi come la CGIL. Staremo a vedere, staremo a vedere. Sì. Questa testimonianza parla da sola, certo, cioè non c'è bisogno di nessun commento. Noi abbiamo predisposto tutte le modifiche che riescono a tenere in equilibrio i conti delle famiglie, il fatto che l'Ater incassi dei soldi per fare anche le manutenzioni che non sta facendo nelle case popolari, perché c'è anche questo problema. Nel fare questa operazione bisogna tenere conto anche dei costi del condominio, perché si sono dimenticati di questa variabile, e poi bisogna comunque fare un piano nuovo di abitazioni popolari per le famiglie fragili, e questo lo si fa anche con idee nuove, con investimenti innovativi. Per esempio abbiamo suggerito che se i comuni si mettono assieme anche le banche che hanno in pancia immobili che sono stati dichiarati falliti, penso all'ex SIM piuttosto che alle case a Silea dietro lo Sportler, che alla fine se si rilevano già fatti con costi bassissimi si possono mettere nel mercato per affitti dove ci vanno famiglie di lavoratori e pensionati che hanno redditi bassi, e così anche le banche recupererebbero i soldi. So che uno dice ma recuperano i soldi nei prossimi 30-40 anni, ma invece di fare mutui fanno anche questa operazione. Cioè ci vuole un po' di fantasia, un pensiero laterale che non stiamo vedendo nella politica attuale. A proposito di politica attuale, poi entriamo nel tema, un giudizio, chiaramente presto, però questa nuova formazione, il nuovo governo giallo-rosso, secondo lei come si sta muovendo? Sul fronte insomma che interessa più a voi? Io volevo fare una considerazione rispetto, perché tanto che non vengo qui, considerazioni che ho sentito in queste settimane, cioè tutti che sparano sulla legittimità di questo governo. Allora, per me questo governo ha la stessa legittimità dell'altro, perché l'altro non è quello che è uscito dalle elezioni, è quello che è uscito dal contratto che poi è stato ratificato dal Parlamento. Qui hanno fatto un programma ed è stato ratificato dal Parlamento, poi può piacere o no, okay, però dobbiamo almeno su questo fare chiarezza ed evitare di strumentalizzare e di far poi confusione su come funziona il sistema democratico tra la gente, perché rischiamo solo di fare accanimento nei confronti delle persone rispetto a un partito e all'altro, quando c'è bisogno di costruire coesione sociale per risolvere i problemi. Detto questo, quello che stiamo sentendo anche su tasse e quant'altro è molto importante. Noi abbiamo una sola preoccupazione, che siccome stanno mettendo tanta carne al fuoco, questa venga cucinata bene, perché se viene cucinata male e non viene compresa dalle persone, rischia di produrre crisi di rigetto, e in questa fase, con tutti i problemi aperti che abbiamo sull'IVA, sul debito pubblico, sul sistema previdenziale, sullo sviluppo che non sta ripartendo e quindi sulla difficoltà di creare buona occupazione, se non viene cucinata male noi non faremo il bene del Paese. Molto probabilmente, se la smettiamo di far sì che ci sia un polo politico contro l'altro e si ragionasse di merito e le persone si evidenziasse quali sono le cose compatibili che si possono fare, basta guardare per esempio le manifestazioni che ci saranno dopodomani sull'ambiente. È chiaro che bisogna cambiare a 360 gradi il modo di vivere e di produrre, ma non lo puoi cambiare dalla mattina alla sera. Dal vostro punto di vista, tasse, pensioni, insomma, il programma di governo come vi pare? Noi abbiamo una piattaforma unitaria che abbiamo presentato ancora al governo precedente, che l'abbiamo aggiustata con questo nuovo governo, e abbiamo avuto una serie di primi incontri. Il primo dato positivo è che intanto ci fanno gli incontri e ci ascoltano. Prima non c'erano gli incontri e neanche ci ascoltavano, anzi facevano la gara di incontrarci Conte piuttosto che Salvini, ma era solo finta, cioè per rendere
evidente all'opinione pubblica che si incontrava il sindacato. Il punto è che noi negli incontri poniamo proposte di merito e sulle proposte di merito vogliamo delle scelte legislative che siano coerenti. Per esempio, bisogna ridurre le tasse da reddito da lavoro e da pensione. C'è una proposta molto semplice: i redditi più bassi pagano il 23%, se invece di pagare il 23% pagano il 21%, si lascia maggiori soldi in tasca alle pensioni basse e ai redditi più bassi. Poi se si riesce a salire e a ridurre anche le aliquote più alte, tanto di meglio, perché se restano più soldi nelle famiglie faccio ripartire la spesa delle famiglie e quindi metto in moto anche un'ulteriore economia positiva. E su questo poi magari ci sono le slide. Adesso le facciamo vedere. Facciamo sentire il telespettatore in linea. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, con chi parliamo? Con Franco da Villorba. Franco, buongiorno, ci dica. Vorrei chiedere al signor Barbiero perché non fa una manifestazione a favore del potere d'acquisto delle nostre pensioni. Perché da quando sono in pensione io ho perso il 30% del potere d'acquisto e sono iscritto alla CGIL Franco, e ho fatto tutte le manifestazioni per tutto. Adesso sento parlare sempre del latte. Ma non state offendendo migliaia e migliaia di persone che hanno lavorato per farsi 2 stanze e nessuno dice niente. Come la mettiamo con questi discorsi? Spero che anche per noi ci sia una manifestazione per il nostro potere d'acquisto. Grazie. Grazie Franco. Cosa rispondiamo a Franco? Beh, manifestazioni ne abbiamo fatte e ne faremo. Il punto vero, ripeto, è che preferisco una manifestazione in meno e una soluzione in più del problema. Per quanto riguarda la rivalutazione, c'è un punto della nostra piattaforma che dice piena rivalutazione delle pensioni e conferma dell'estensione della 14ª mensilità, perché la 14ª mensilità viene data ai redditi più bassi, quindi se si allarga la platea si tutela maggiormente quelle famiglie, e la piena rivalutazione delle pensioni risponde alle cose che diceva Franco di Villorba, che io conosco bene e saluto. Ciao Franco. Allora, non so quanto manca la pubblicità, ma intanto, immediata la risposta della regia. Allora, pubblicità, poi ci addentriamo nel tema di oggi. Rieccoci in diretta, ore 13, allora entriamo nel vivo del tema di oggi, lo facciamo con Silvia Bresolin. Allora, vediamo un po' 2019 scadenze anche per quanto riguarda le pensioni, insomma le prime scadenze. Sì, ricordiamo intanto come si va in pensione, perché lo vedrete poi sulle slide, insomma le possibilità di andare in pensione sono numerose, parliamo della pensione anticipata, quindi 42 anni 10 mesi uomini, 41 anni 10 mesi per le donne, è possibilità che è in vigore per quest'anno e fino al 2026. Abbiamo la pensione di vecchiaia e quindi con almeno 67 anni di età, abbiamo l'opzione donna che riguarda le donne che hanno già compiuto entro il 2018 i 58-59 anni di età e almeno 35 anni di contributi. Ci sono le pensioni dei lavoratori precoci, quindi 41 anni di contributi e almeno un anno di contributi versati entro il 19° anno di età, legato ovviamente anche a tutte le altre condizioni. Attenzione appunto per i precoci, perché qui abbiamo una scadenza: chi ha maturato o chi matura entro quest'anno i requisiti deve presentare la domanda entro il 30 novembre. Altra scadenza del 30 novembre riguarda l'APE sociale, praticamente chi ritiene di aver maturato i 30-36 anni di contributi a seconda delle condizioni e l'età anagrafica prevista, quindi 63 anni di età, deve presentare entro il 30 novembre la richiesta della certificazione. Queste sono sostanzialmente le scadenze più vicine per le domande di pensione. Poi ci sono innumerevoli altre possibilità, parliamo di sistema contributivo piuttosto che di opzione, piuttosto che di computo, cumulo, totalizzazione. Adesso non mi addentrerei nei particolari, ma insomma quelle che ho riassunto sono quelle principali. Quindi scadenza è 30 novembre, quella 30 novembre sì, APE e precoci, esatto.
teniamo conto che l'APE scade anche, è una norma che scade il 31 dicembre 2019. Che è ultimo l'anno e che è una delle cose per le quali noi, il nuovo governo, chiediamo invece che ci sia data una continuità strutturale. Spieghiamolo meglio un attimo. Allora, la possibilità di andare in pensione con le caratteristiche che diceva prima la Silvia finisce nel 2019. Poi invece c'è quota 100 che continua per altri 2 anni. Noi stiamo chiedendo a questo nuovo governo che se vuole fare una vera riforma della Fornero, c'è la slide numero 4 mi pare, bisogna fare degli interventi che non siano spot, perché sono tutte misure che hanno un periodo, per esempio quella di anticipata social vale fino alla fine di quest'anno, l'altra che ha fatto Salvini vale fino al 2021, quindi bisogna trovare una formula che sia continuativa. La proposta che facciamo noi al governo giallo-verde è quella di introdurre la possibilità di andare in pensione con 62 anni di età. Chiaramente se uno avrà una pensione più bassa di quello che lavora fino a 67, oppure prima dei 62 anni andare con 41 anni di contributi, senza tutte le formule che ci sono adesso che fanno differenza tra uomo, donna, poi ci sono i 3 mesi di finestra e via di questo passo. Siccome queste sono misure che devono essere coperte, cioè ci vogliono soldi per farle, secondo noi andando a fare una semplificazione vera di tutto quel grafico che avete visto prima con tutte quelle variabili e facendo una seria lotta all'evasione anche contributiva, cioè di imprese che non versano i contributi o che li versano in ritardo o che dichiarano meno di quanto dichiarato, può esserci una compensazione che copre queste maggiori spese, anche perché se sono formule strutturate e continuative per andare in pensione, le imprese possono fare delle programmazioni serie sull'uscita di persone che vanno in pensione e sull'entrata di nuovi giovani, cosa che non è avvenuta con quota 100, perché si sperava che andassero fuori più persone, ne sono andate fuori meno, molti sono stati a lavorare e quindi anche le imprese non hanno fatto una programmazione di nuove assunzioni. Cioè, sono là perché aspettano che ci siano misure. Dovesse dare un bilancio strutturate. di quota 100, che giudizio darebbe? Il bilancio è che per quelli che hanno avuto l'opportunità di andare è un bene, certo. Okay? Per quelli che hanno scelto di restare è perché molto probabilmente hanno visto che conveniva lavorare ancora, anche perché chi va con quota 100 poi non può fare più niente, è vincolato da fare altre attività lavorative. Il fatto vero è che quota 100 ha dato una risposta a chi lavora ed è andato in pensione prima, mentre non c'è una risposta a quelli che arrivano a 40 anni, 38 di contributi, 58 di età, 59, 60, 61, sono senza lavoro, non entrano nel mercato lavoro, devono aspettare i 67 anni per andare in pensione. L'APE social e l'APE precoci e le proposte che dicevo prima danno una risposta a questa platea di persone, cioè a situazioni familiari dove c'è la necessità davvero di dare un reddito, in questo caso un reddito da pensione. Tra l'altro reddito dato con contributi versati. Allora, la Rita Contessotto, parliamo un po' di tasse anche qui quelle sono prospettive, insomma, scadenze prospettive, soprattutto anche con il nuovo governo. Insomma. Sì, intanto le parti sociali, in questo caso il sindacato a livello unitario, hanno avviato la piattaforma di contrattazione sociale dove le parti si incontrano con i comuni, con le ULS, con le case di riposo, con i gestori dei servizi per tutelare le fasce più deboli di popolazione intercettandone anche i bisogni. Una delle tematiche trattate proprio nella piattaforma di contrattazione sociale è la garanzia di equità fiscale e lo sgravio delle tasse per le fasce di popolazione più fragili e uno degli esiti raggiunti nell'ultimo anno 2017-18 è stato che 48 comuni hanno applicato un'esenzione IRPEF che va da un intervallo tra i 10.000 ai 15.000 euro e i contribuenti esentati sono stati attorno a 49.000, quindi un ottimo risultato perché sono 48 i comuni che hanno applicato esenzione, poi a livello differenziato o totale, però questo è un esito della contrattazione.
Chi non l'ha fatto perché mancanza di risorse, per quale motivo? Non per mancanza di risorse. Scelte politiche? Ci sono entrambi le componenti, diciamo che quelli che non l'hanno applicata è perché magari hanno deciso di dare agevolazioni fiscali attraverso altri canali, altri sistemi, non attraverso l'esenzione, ma ad esempio dando un contributo per l'asilo, per la retta asilo nido o per i testi scolastici. Quindi hanno scelto altre forme. Ecco, ricordiamo l'importanza di questo obiettivo che è stato raggiunto. Perché è una battaglia che avete fatto da tempo e che ha portato a questi risultati. È una decina d'anni e tra l'altro negli ultimi 2 anni, ma anche quest'anno, siamo riusciti a incontrare tutti i 94 quest'anno comuni, ottenendo risultati importanti in termini numerici ma anche in termini di maggiore potere d'acquisto, cioè per rispondere anche a Franco, Villorba è uno dei comuni che ha l'esenzione fino a 15.000 euro, se non l'avesse il suo potere d'acquisto sarebbe più basso ancora. È chiaro che se con Villorba piuttosto che con Treviso riusciamo a introdurre altri elementi di riduzione della pressione fiscale locale il resta più netto, cioè questo per dire che i risultati a livello nazionale sono complicati da ottenere e bisogna mettere in piedi una mobilitazione nazionale, ma i risultati a livello locale si possono ottenere e questi competono a noi e noi lo stiamo facendo. Ci siamo anche dotati appunto del supporto di Anarita che ci mette insieme tutti i conti e per esempio oltre a queste riduzioni noi faremo una conferenza stampa domani dove siete invitati, dove presenteremo la sostenibilità sociale e anche qua si vede, ci sono comuni dove si vive meglio e si spende meno e comuni invece dove, però sono molte le scelte, ci sono anche comuni che per esempio si sono indebitati, comuni che hanno preso i derivati, pochi, su questi stiamo facendo un'operazione per farli rientrare, ci sono comuni tipo quello di Moriago che rischiava di essere chiuso, dove se andiamo a vedere gli indicatori di sostenibilità sociale siamo a zero perché non sta facendo niente. Un'altra telefonata in diretta, buongiorno, con chi parliamo? Buongiorno, sono la signora Antonella da Padova. Antonella, buongiorno. Chiedo scusa, so che avete già cambiato un po' argomento, ma volevo un attimino chiedere una cosa per quello che riguarda le pensioni. Visto appunto che adesso ci sono altri che stanno comandando. Io a ottobre finisco 41 anni e 10 mesi di lavoro, di conseguenza avrei il diritto, acquisisco il diritto di andare in pensione, ma ci sono i famosi 3 mesi di finestra e la pensione mi verrebbe erogata dal 1° di febbraio 2020. Chiaramente inutile che io le stia a dire, mi hanno detto già al sindacato che la domanda si fa in prossimità dell'apertura della finestra. La domanda che io chiedo è, perché, visto che prima si diceva che entro il 30 di novembre per alcuni tipi di pensione bisogna fare domanda, ma persone come me che quest'anno riescono a fare questi anni di età, io come donna i 41 e 10 mesi, e a cui era stata tolta l'aspettativa di vita, se dovessero rimetterla l'aspettativa di vita viene anche per me, nel senso che io a dicembre mi ero messa d'accordo con il datore di lavoro, concludevo il rapporto di lavoro, non è che divento un'esodata, oppure il diritto che io acquisisco quest'anno vale a prescindere da quello che deciderà sulla nuova legge finanziaria del 2020. Vi ringrazio. Grazie, grazie. Allora signora, io credo che mi sentirei anche di tranquillizzarla, per dire il vero, quindi ha già fatto i suoi 41 anni e 10 mesi, il suo requisito l'ha già maturato, sa che la domanda gliela avranno già detto, la può presentare 90 giorni prima della decorrenza prevista. È ovvio che tutto può succedere, nel senso, se ci fosse un blocco tipo quello che è successo nel 92, lì diritti acquisiti o non acquisiti insomma non sono valsi a nulla. Io oggi rimarrei abbastanza tranquilla per quel che riguarda lei, voglio dire, 41,10, 42,10 per gli uomini, non si è parlato di cambiare questa cosa, quindi mi sentirei di dirla, insomma, stia tranquilla signora, faccia le sue scelte, decida di cessare quando ha deciso di cessare e presenti la domanda in 90 giorni prima, non credo ci siano particolari problemi.
Sono domande Ovvio. frequenti queste quando c'è un cambio di governo? Sì, chiaramente sempre succede quando c'è un cambio di governo, la paura è quella che vengano cambiate le carte in tavola, strada facendo, quindi io non credo che ci sia questo tipo di problema, almeno non per questo tipo di scelta, ecco, mi sentirei abbastanza tranquilla su questo. Comunque se fanno scelte diverse noi, come si dice, saremo in piazza, perché le nostre proposte sono migliorative della sua situazione, perché stiamo chiedendo 41 anni, per cui se vanno a modificare quella cosa là credo che non abbiano nessuna convenienza, insomma. Anche perché c'è una parte di governo che le aveva fatte, quindi non... E poi comunque se viene scelto, se c'è una decisione da parte di un esecutivo, comunque c'è comunque un Parlamento. Noi abbiamo detto che quota 100 e queste scelte che hanno fatto, che valgono fino al 2026, non vanno modificate. Bisogna invece correggere quelle cose che non sono ancora state corrette della Fornero, anche rispetto a situazioni fatte dal governo precedente che scalano. E mi riferisco all'ape socia, ai precoci e alla possibilità di andare con 41 anni. Cioè, dobbiamo prendere quelle per sistemare il tutto. Allora, pubblicità e torniamo subito. Rieccoci in diretta, ore 13 con la CGIL. Allora ripartiamo da Anna-Rita Contessotto perché c'è una precisazione molto importante che riguarda sempre diciamo, gli accordi fatti con i comuni sulle esenzioni. Dici pure. Che appunto l'esenzione è volta a tutte le fasce di popolazione, soprattutto a quelle in situazioni di fragilità come i giovani precari, le giovani donne lavoratrici, i lavoratori part-time, i pensionati, insomma tutta quella fascia di popolazione, lavoratori dipendenti e pensionati che contribuiscono di più al sistema di tassazione, diciamo agevolarli e alleggerire il carico. Quindi non parliamo solo di pensionati in questo caso, ma una fascia molto più ampia. Di tutte le fasce fragili di popolazione bisognose, chiaramente quelle che si affacciano nel mercato del lavoro, soprattutto all'inizio, sono i giovani precari oppure le lavoratori part-time, insomma. Anche questo è un punto importante. È un punto importante perché quelli che sono esenti fino a 15.000 euro, a seconda dell'aliquota che il Comune stabilisce, possono risparmiare tra i 50 e i 90 euro all'anno. Poi queste persone, essendo sotto i 15.000 euro, beneficiano anche degli sconti sulle tariffe del gas piuttosto che sulle tariffe dei rifiuti, e quindi sostanzialmente, come dicevo prima, gli rimane, cioè se spendo meno in tasse e spendo meno per avere alcuni servizi, mi resta più potere d'acquisto. Torniamo invece alle pensioni e a Opzione Donna, c'è da fare una precisazione su questo? Sì, Opzione Donna, è vero che tuttora si può usufruire di questa opzione per andare in pensione, però bisogna avere maturato il requisito dell'età, quindi 58-59 anni, entro il 31 dicembre 2018. Anche qui il sindacato comunque chiede che questa misura diventi una misura stabile e che quindi possa essere una scelta delle donne, di chi decide di lasciare il posto di lavoro anche se non ha raggiunto i 67 anni, anche se non ha i 41 anni di contributi, per effetto di questa scelta che può fare, quindi legata agli anni di contributi per cui sono sufficienti 35 e l'età anagrafica che oggi è ferma al 31 dicembre 2018, quindi se io ho già fatto di 58 anni entro il 2018 posso scegliere, se li faccio quest'anno non ho più questa possibilità di scelta. Se la regia mi dà la slide numero 3, spero che non sia quella sbagliata, c'è anche un altro punto, è un po' la slide in cui ci sono le richieste che vengono fatte dal sindacato, e ce n'è una che è un tasto sulla quale il sindacato della CGIL punta spesso, ma è importante perché si parla di rafforzare l'Agenzia delle Entrate in termini di organico, perché spesso poi c'è tutta una catena che si spezza se non c'è la persona che lo deve fare. Tutti i dati dicono la quantità di miliardi evasi, ogni giorno ci sono notizie di giornali e telegiornali che ci raccontano evasioni parziali e totali. È chiaro che se c'è un sistema di controllo tutto questo viene meno. Se però chi deve controllare ha il personale ridotto e per controllare tutti, magari per arrivare all'ultimo passano 100 anni, tu capisci che c'è anche un calcolo di percentuali che molti fanno e dicono
tutto sommato può darsi che a me non tocca il controllo, quindi rafforzare il sistema di controllo di per sé diventa da subito un elemento che molte persone, essendo preoccupate che questo possa avvenire, magari alzano la loro asticella sulla dichiarazione dei redditi. Poi c'è un passaggio in più, ci sono normative fatte dai governi precedenti, sia di centrodestra sia di centrosinistra, quindi è bipartisan, che però vanno a scadere, che hanno stabilito che i comuni, anche associandosi, possono segnalare situazioni dove presuppongono che ci sia evasione ed elusione fiscale, documentando anche in modo certo, in modo che la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Entrate non vada a casaccio. Nel caso in cui si riscontri questo, tutto quello che viene recuperato a questo punto resta al 100% ai comuni. Ora qui abbiamo visto che all'inizio i comuni sono partiti, si sono mossi, poi nel tempo hanno abbandonato questa strada. Una parte perché lo hanno scelto politicamente di non farlo, quindi non bisogna andare a disturbare chi evade e chi elude il fisco. In altre parti è perché effettivamente non hanno il personale per farlo. Però abbiamo visto che in Emilia, in Lombardia, nello stesso Veneto, penso a Vicenza, laddove invece si sono attivate queste modalità, c'è stato un gettito maggiore su molti comuni. In più, anche solo il semplice fatto che i comuni abbiano stipulato con l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza l'accordo per agire su questo sistema e lo abbiano comunicato ai cittadini attraverso i giornali che mandano a casa, c'è stato un aumento di 2-3 punti delle dichiarazioni dei redditi. È un effetto deterrente, c'è un no? effetto deterrente. Certo. Allora, capisco che i sindaci ci possono dire io non devo fare quel mestiere, però siccome il sindaco si lamenta sempre che non ci sono i soldi, se non fa lui quel mestiere lo deve fare qualcun altro, cioè bisogna che la smettiamo di criticare tutte le cose che non vanno bene, che è un esercizio, una ginnastica molto facile, ma che proviamo invece a fare una ginnastica più difficile, quella di introdurre forme e norme che sostanzialmente facciano sì che prevalga la cultura della lealtà fiscale. Il sindaco non vuole essere poliziotto, diciamo, Non vuole essere poliziotto, però il sindaco deve essere uno che garantisce la lealtà fiscale, perché la lealtà fiscale garantisce anche l'equità dei servizi. Va a beneficio di tutti. Telefonata in diretta, buongiorno. Buongiorno, Buongiorno, con chi parliamo? sono Piera, Piera, da dove? da Treviso. Da Treviso. Buongiorno Piera, ci dica. Sì, allora io volevo parlare col signor Barbiero. Dipende. Barbiero e anche con la signora Silvia, Ecco, che sono, sì, tutte e due, perché voglio che mi ascoltino tutte e due. La signora Silvia è più dentro al problema. E quindi aspetto ancora da 8 mesi una risposta dall'avvocato che avevamo avuto l'incontro e non ci è fatta sentire e telefono non mi risponde mai, va bene. Allora, volevo capire come va a finire una storia che io in tempo utile ho fatto la richiesta e ho tanto di protocollo di spedizione verso l'INPS dell'accorpamento dei miei contributi dall'INPDAP all'INPS, questo a distanza di 12 anni, ancora io devo avere questo passaggio. Mi hanno trovato 50.000 scuse, la signora Silvia in primis, dicendo un sacco di cose che io non ho assolutamente intenzione e non sono dalla parte del torto, ma bensì dalla parte della ragione. A me non frega niente che la Fornero abbia cambiato le leggi, io ho fatto la richiesta prima della legge Fornero, la legge Fornero non esisteva neanche al governo. Desidererei da parte della signora Silvia, compreso anche il signor Barbiero, una risposta definitiva e non essere più presi in giro a distanza di 10 anni. Grazie. Signora, scusi, ha fatto la richiesta 12 anni fa lei? Abbiamo detto? Sì, 12 anni fa. Sì, sì, può essere, se si parla di trasferimento di contributi, le pratiche sono comunque pratiche che hanno una gestione molto lunga. Io alla signora è ovvio che qui in trasmissione non posso dare una risposta a questa domanda, mai gliela darò nel nostro ufficio come abbiamo sempre fatto. Se poi tra l'altro, adesso io non mi ricordo il caso veramente perché insomma 10.000 pratiche all'anno
faccio un po' fatica ad avere in mente tutte queste situazioni. Se abbiamo parlato anche con il legale, evidentemente è una questione molto particolare, perché se abbiamo coinvolto anche il nostro avvocato per questa pratica, evidentemente ci sono delle cose molto particolari che vanno trattate, signora, sicuramente non qui in trasmissione, ma nel luogo più ovvio, che è quello dell'ufficio. Sì, il numero ce l'abbiamo sicuramente. Se basta solo che lasci il cognome, certo. Poi la pratica la troviamo. È normale in questo tempo di 12 anni, da una richiesta a una pratica ancora in essere? Ci sono pratiche difficili da chiudere, però dopo bisogna anche vedere, i termini. Capisco la signora che dice prima c'era una legge, poi c'era un'altra, il punto è capire se effettivamente le sue ragioni sono sostenibili in termini legislativi, perché se non sono sostenibili in termini legislativi, se penso a tutti gli esodati e a tutti quelli che abbiamo sistemato con le 8 salvaguardie, è chiaro che tutti quelli che abbiamo salvato con le 8 salvaguardie, e sono centinaia, migliaia, sono contenti, ma quelle decine o altre centinaia che sono rimaste fuori sono arrabbiati, e in questo caso si arrabbiano anche con noi. Allora, uno può arrabbiarsi con chi vuole, però alla fine se siamo vincolati da una legge non è che abbiamo una responsabilità diretta, cioè quella che possiamo avere è le iniziative che dobbiamo mettere in campo e che stiamo mettendo in campo eventualmente per rimuovere alcune situazioni dove hanno lasciato delle persone incastrate, ma le 8 salvaguardie sono venute proprio perché il sindacato ha fatto pressione per risolvere queste questioni. Tra l'altro alcuni casi noi abbiamo dovuto portarli in causa proprio innanzi al giudice per riuscire a ottenere una salvaguardia che per qualche cavillo, ma cavillo burocratico proprio assurdo, si sono dimenticati di quella categoria oppure di quella casistica particolare, e siamo dovuti andare in causa, e il nostro avvocato, il nostro legale con suo Asulio, insomma, è riuscito a portare a casa più di qualche riconoscimento, e quindi con tutti gli arretrati anche dal 2014, quindi insomma purtroppo a volte bisogna coinvolgere anche il legale per riuscire ad ottenere quanto spetta. Certo. Va bene, allora pubblicità e poi l'ultima parte di Ore 13. E liberi risorse per fare interventi. Rieccoci diretti all'ultima parte di questa puntata di oggi di Ore 13, dedicato come ogni mercoledì alla CGIL. Allora torniamo a parlare dei comuni e di quanto viene fatto, insomma, anche in collaborazione poi col sindacato, con la CGIL, per venire incontro un po' alle esigenze dei cittadini a livello appunto fiscale e non solo di servizi. Domani verrà presentato un quadro da parte della CGIL di quanto spendono i comuni per il sociale, ed è molto importante questo, soprattutto in questi anni. Ci può anticipare magari Anna Rita quali sono i comuni che in questo senso vanno meglio e perché soprattutto? Sì, ecco, appunto, dando un'anticipazione, abbiamo considerato cosa spendono per il sociale e le missioni che riguardano il sociale, quindi il diritto allo studio, la tutela della salute, l'investimento in beni culturali all'interno del comune e tutta la Quanti missione indicatori avete del preso sociale. in considerazione? Allora, abbiamo preso in considerazione 8 indicatori, 8 indicatori. Sì, 8 missioni che certo. sono quelle dichiarate all'interno del Dipartimento dell'Interno, il Ministero dell'Interno, Finanza Locale. Lì si trovano tutti i bilanci dei comuni e in particolar modo le voci di spesa per queste missioni. Quello che è emerso è che i comuni che hanno una maggiore sensibilità sociale sono anche quelli che hanno provveduto a una gestione più efficiente di alcuni servizi, come quella di unificare il servizio rivolto al sociale, e hanno un livello più alto di questo indicatore. Ad esempio uno a Crespano, un altro è Gagliarine, dopo si aggirano tutti insomma con una media abbastanza alta, però c'è ancora molto lavoro da fare e molto margine. Quindi se si accorpano i servizi, se si accorpano i progetti, insomma c'è più possibilità? C'è più manovrabilità? Prima Anna Rita citava Crespano, che ormai non c'è più perché hanno fatto la fusione, certo. con Paderno è diventata Pieve del Grappa, ma prima di fare quello, quei 7 comuni sotto il Grappa, che partono da Borso e vanno fino a Castelcucco, avevano messo insieme la missione 12, che è quella dei servizi sociali, e quindi invece di avere 7 punti di progettazione ne avevano uno solo,
progettano meglio, fanno economie di scala e hanno più risorse per intervenire sul sociale. Ieri abbiamo incontrato i comuni dell'Unione della Marca Occidentale, che sono sostanzialmente Resana, Vedelago, Riese e Loria, e abbiamo visto che anche là si stanno realizzando le prime economie di scala. È un processo difficile ed è un processo che tra l'altro trova due tipi di difficoltà. Primo, le amministrazioni, che ogni volta che cambiano, delle volte invece di dare continuità in meglio a quello che è stato fatto, disfano quello che è stato Faccio fatto. una discontinuità per questioni politiche, spesso, no? Il secondo, c'è comunque la logica del campanile anche dei cittadini. Il punto vero è che se tu vuoi dare servizi di qualità devi fare massa critica, altrimenti rischi di non avere niente o avere dei servizi che sono insufficienti. Poi abbiamo anche situazioni negative, per esempio a Treviso Nord, attorno a Villorba, Breda, Carbonera, Maserara, Ponzano e poi non mi ricordo qual è l'altro comune, con tanta difficoltà si era messo insieme per fare i servizi sociali unici. Alla fine sono state le elezioni, avevano già un accordo fatto con il sindacato, perché quando fai questa cosa qua devi anche cambiare le modalità organizzative, quindi intervenire sulla vita e sulle condizioni dei lavoratori che erano i servizi, cioè fatto tutto un lavoro di cucitura e di opportunità che si poteva concretizzare anche in termini professionali. Cambiano le elezioni, cambiano i sindaci dello stesso colore politico, alla fine hanno disfatto tutto e sono stati 3 anni di lavoro buttati al vento, ma noi non ci rassegniamo, insisteremo. L'anno prossimo, quando ci incontreremo, ribadiremo ancora queste cose, anche perché credo che i risultati che stiamo vedendo nei comuni che hanno avuto la lungimiranza di fare convenzioni, di mantenerle e di fare fusioni e di andare verso le aggregazioni sono positivi, quindi di fronte all'evidenza insomma anche il cieco deve guardare con più attenzione, perché se il cieco magari sente, sentendo le cose giuste, può fare le riflessioni adeguate. Dopo volevo continuare su questo, ma c'è una telefonata in diretta, sentiamo. Buongiorno. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Sono Gina e chiamo da Treviso. Buongiorno Gina. Una domanda per il signor Barbiero, per favore. Eccoci. Senta, probabilmente questo che vi sto dicendo l'avete già trattato, ma io non ho potuto seguirlo. Tranquilla, non c'è problema. Allora ascolti, mi è arrivata la bolletta della luce, Barbiero, spesa per la materia di energia 38 euro, sono una pensionata, tanto per... spesa per il trasporto e gestione del contatore 23,07 euro. Spesa per oneri di sistema 23,47 euro, cioè con queste due tasse, perché io le chiamo tasse, pago 46 euro rispetto ai 38 di consumo effettivo di luce. Poi c'è l'IVA. Allora, l'avete mai trattato questo problema per il discorso di queste tasse incluse nelle bollette della luce? Grazie per la risposta, buongiorno. Buongiorno Gina, grazie. Intanto è una bolletta che arriva anche a me, arriva a tutti, quindi non c'è una situazione diversa tra la Gina e tutti gli altri. Il tema lo abbiamo trattato, ma vale lo stesso ragionamento che abbiamo fatto all'inizio. Quella è una tassazione indiretta certa, ok? Perché se vai a ridurre quelle tasse bisogna trovare la misura di compensazione, come quella che c'è sulla benzina e sul petrolio. E anche qua siamo di fronte a situazioni in cui promettere è facile, che il popolo poi si dimentica le promesse altrettanto facili, perché io ricordo gli schemi dove il governo precedente diceva quanto doveva ridurre le accise. E invece non l'ha fatto, invece è aumentato. Quindi anche qua sì, stiamo trattando questo tema, però bisogna scegliere, perché tutte le azioni che fai di riduzione, che siano dell'IRPEF, che siano delle bollette, alla fine devono avere la compensazione. Togli da una parte e metti dall'altra. Ok, quindi ci sono delle priorità. Noi le priorità che abbiamo messo sono quelle di ridurre l'IRPEF sui redditi di lavoro e da pensione. Poi se riusciamo a fare in modo che si riduca anche le tasse sull'energia piuttosto che sull'autostrada, piuttosto che sul gas, ben venga. Per quanto riguarda per esempio il gas a livello locale, con Ascotrade e a tutti quelli che sono attaccati a un'utenza Ascotrade, c'è la possibilità di avere una riduzione sulla tariffa annua del 15% sulla parte di consumo del gas, e sostanzialmente su una casa di 100 metri quadri che consuma attorno ai 1.500-1.800 euro di gas c'è un risparmio attorno ai 100-120 euro.
Cioè, non è che non facciamo iniziative, poi è chiaro che i soldi quando si devono pagare sono sempre tanti, quindi capisco la signora Gina come tutti quelli che vorrebbero avere l'energia, il gas e l'acqua e pagare il meno possibile, però cioè, noi miracoli non li facciamo. Allora, siamo quasi chiusi, però volevo tornare un attimo al discorso di prima, cioè i comuni e lo spesa nel sociale, senza anticipare null'altro, perché sennò poi bruciamo, come si suol dire, la conferenza stampa. Sorprese per domani. Ecco, benissimo, allora ve le racconteremo poi nei telegiornali di domani, però mi incuriosiva, i grandi centri, senza fare i nomi, i grandi rispetto ad altri comuni, hanno maggiore difficoltà o la grandezza del territorio c'entra qualcosa oppure no? È più facile per i comuni più piccoli essere più virtuosi oppure... Ma ci sono molte variabili perché diciamo, la dimensione ottimale dei comuni è quella attorno ai 10-15 mila abitanti. Okay? Poi però ci sono comuni, tra virgolette, quelli più grossi che fanno riferimento anche dei mandamenti in cui ci sono scuole, attività che non ci sono nei piccoli comuni. Se penso a Treviso piuttosto che a Conegliano, piuttosto che a Montebelluna, Castelfranco, Vittorio Veneto, Oderzo, devono gestire anche attività che non sono solo per i cittadini di quel comune, ma sono anche per i cittadini che vengono da altri comuni, o perché basta pensare alle manifestazioni, ok? E quindi hanno magari dei ricavi più sulle manifestazioni, ma hanno dei costi in più per fare in modo che queste manifestazioni avvengano con la sicurezza necessaria. Quindi sono molte le variabili, però una cosa si può dire, che i comuni di Treviso, se li guardiamo tutti assieme, dati a consuntivo 2018, sono tutti virtuosi, cioè hanno degli avanzi, quindi non sprecano. L'operazione da fare è quello di far spendere questi avanzi, di farli spendere bene e di fare in modo che poi nella gestione che può essere associata tra più comuni creano quelle economie di scala per ridurre le tasse. Cioè noi vorremmo che situazioni come quelle di Spresiano, fermo restando che dobbiamo capire se poi contabilmente reggono. L'asilo, cioè, ricordiamo, okay, no? L'asilo, queste sono cose che gratis. danno una risposta alle famiglie, quindi magari la famiglia dice anche se faccio un figlio in più so che spendo meno, che mi restano più soldi. Cioè, è un incentivo. Alla fine, ripeto la parola che diceva Franco, queste sono azioni che garantiscono il potere d'acquisto. Se ne combino assieme molte e bene, garantisco di più e meglio il potere d'acquisto. Benissimo, siamo in chiusura, allora io ringrazio Paolino Barbiero, grazie davvero per essere stato con noi, ringrazio Silvia Bresolin, grazie anche a Anna Rita Contessotto, domani scopriremo allora quali sono poi i dati di questi comuni, grazie anche a voi per averci seguito, vedremo poi nei prossimi mesi come si comporterà questo governo, siamo passati dal giallo verde al giallo rosso, vedremo se questi colori porteranno maggiore fortuna rispetto al governo precedente, grazie davvero, arrivederci.